Ciao ragazzi e benvenuti tutti in questo nuovo video. Oggi in compagnia di Checco ci troviamo al bivacco Marco Dal Bianco, poco sopra i 2700 metri. Ci troviamo a passo dell'Ombretta, infatti alla mia destra c'è Ombretta e a sinistra non possiamo che rimanere estasiati dalla paletta d'argento, Marmolada, qui sopra Punta Penia. Per arrivare fin qui camminata bella tosta, circa 13 km da Malga a Ciapella e 1500 metri di slivello. Volevamo salire cima Ombretta direttamente stasera, però il tempo è un po' quel che è e comunque siamo abbastanza stanchi. Comunque sono altri 300 metri di slivello e quindi per il momento ci fermiamo qua. Valutiamo domani mattina se il tempo tiene, se riuscire a farla cima oppure no. E niente, vi facciamo vedere la gran girata di oggi. A dopo. Forever I'll follow, you'll be my holy ground. You forever I'll follow, in immortality. I can see you and me. Oh, la birra? Non mi so neanche le birre. Goldon. Forever I'll follow, you'll be my holy ground. You forever I'll follow, in immortality. I can see you and me. Bivacco Marco Dal Bianco.
Porcella Ombretta. Cin. Sembrato esatto, poi io penso che vado in vetro. Schiumati, You'll be my holy ground. You forever I follow in immortality. I can Hai fatto un po' di refill, ti sei un po' ripigliato il reintegro del Grazie campione. Vale. Grazie a Gecchelli. Rifugio Crucolo se vuoi sponsorizzare. Gran cereale come Gresini. Ah! Io Food. No, non so, glielo rubiamo a Matteo, quindi no. Però se butta su sponsorino 10% di sconto anche a Fioi qua. Se no, dai, gli togliamo lo sponsor a Matteo. Però potrebbe essere Matteo che ce li regala. Matteo, regalaci la Lio Food. Grazie Matteo. Ti vuoi bene? Dopo i Pringles. Pringles, birra. La paprika, cioè. Alti livelli Alti qua. livelli. Birretta. Insomma, Spinello. facciamo schifo come sempre. Praticamente Perché non è camminare, ma è mangiare e bere che ci riesce molto bene è a noi. recupero questo. Il reintegro del guerriero. E l'acqua, visto che piove domani, la prendo domani qua. Basta, oggi non la bevo. Questa notte non saremo soli, infatti arrivati in bivacco abbiamo trovato un papà con i due figli, presumo tedeschi, che hanno già occupato i 3 posti, quelli un po' più bellini del bivacco. Infatti qua dove ho dovuto sistemarmi io c'è un bel po' di problema di umidità, speriamo non piova troppo. Stanotte Francesco si sistema qui sotto e qui ci sarà un ragazzo dalla Repubblica Ceca che abbiamo conosciuto già al rifugio Falier, all'ombretta sotto, abbiamo mangiato insieme, insomma abbiamo condiviso un po' la giornata. Adesso ci rilassiamo un pochino, ci riposiamo e poi aperitivo. cioè mangiamo Sempre e beviamo sciocchi e bere, basta. magari. Terzo 5. Terzo. E non ultimo soprattutto. Qua l'ombretta. Dai, vai a prendere. È là fuori l'ombra. Sai. Abbiamo dato un chilo di roba oggi. Bene, abbiamo appena finito di mangiare e anche assistito all'intervento del SUEM a Punta Rocca. E adesso, visto che qui piove, ci mettiamo a letto.
siamo andati a letto prestissimo perché c'era la pioggia e in tempo 10 minuti siamo dovuti uscire. Assurdo. Adesso ci vediamo un po' sto spettacolo allora, visto che c'è. Mamma mia, non apprezzo lasciare qui, non apprezzo. I was not ready to falling like I'm wasted. Questa meraviglia ce la siamo goduti. È stata una bella parentesi. Che meraviglia! È stata una bella parentesi perché mettevano già brutto e pioggia, infatti non rischio di lasciare fuori la GoPro per vedere le stelle stanotte. Vabbè, stavolta sì, ci vediamo domani. Tutto bene? Buongiorno principessa. Tutto benissimo, grazie, dormivo benon. Allora, visto che abbiamo mangiato tanto, per far diverso, facciamo colazione? Non sapevo come fare, cosa devo mangiare. Per fare la manca. Notte è andata malissimo. Ho contato praticamente i minuti fino a mezzanotte e mezza, poi a un certo punto per il caldo ho spalancato la porta qua del bivacco e ho iniziato a girare un po' di aria fresca, ci siamo stati veramente bene, siamo riusciti a dormire. Adesso gli altri che avevamo qui sono partiti e adesso con calma approfittiamo, ci alziamo anche noi, facciamo colazione e poi andiamo a vederci l'alba. Senza olio di palma anche. E allora ma è proprio buono però così. Fa strano prendere un dolce e dividerlo in due, però effettivamente parti a mangiare una brioche col cappuccino, è perfetto. Ci siamo goduti che l'alba così come è stata, purtroppo, perché le nuvole non se ne vanno, però forse hanno reso qualche vista, qualcosa, qualche gioco di luci in maniera un po' più particolare. Vabbè. Purtroppo c'è un sacco di vento e quindi lasciamo perdere la salita a Cima Ombretta, che è qui dietro purtroppo, perché sì, sono un sacco di raffiche e la temperatura è abbastanza bassa. Quindi adesso puliamo il bivacco, facciamo sulla nostra roba e poi scendiamo. Che peccato. Comunque abbiamo Montelao, Pelmo, Civetta, dietro il Civetta si vede il Duranno, la cima dei Preti e vabbè, Cima Goldai, meraviglioso. Bene, bivacco dal bianco, grazie per averci ospitati stanotte. Bivacco l'abbiamo sistemato, chiuso, Pulito per dentro. le immondizie le abbiamo, possiamo andare. Fune Gendone. Ciao bello!